sospensione del trattato di Schengen per il rischio terrorismo. Il nord-est in prima fila scattati alle 14. In Friuli Venezia Giulia i controlli al confine con la Slovenia dureranno almeno 10 giorni. Aggredita e molestata la fermata del bus, riesce a colpire e mettere in fuga il maniaco. Momenti di paura per una 14enne a Mestre. Auto contromano sul Ponte della Libertà, paura nella notte a Venezia. Il video della folle corsa diventa virale sui social. Alla guida del mezzo un cittadino portoricano. Cordoglio e shock a Ponte di Piave per la tragica fine di Roberto Scudeler, travolto e ucciso in scooter dall'auto in retromarcia guidata da una mamma con a bordo una bimba di pochi mesi. Domani 6 anni dal referendum per l'autonomia, un voto che non ha trovato risposta. A Padova la Lega si ritrova per l'avvio della scuola politica regionale e rilancia, ma spicca l'assenza di alcuni big come Roberto Marcato. Arrestato in Liguria Luca Dolce, latitante dal 2021, è ritenuto un punto di riferimento per gli anarchici del Triveneto. Tensione a Verona, agguato dei tifosi partenopei ai supporter avversari prima della partita al Bentegò, di rissa e lancio di bombe carta, scatta il Daspo per 36 ultras del Napoli. Da Sofia Loren a Emma Stone, stelle di ieri e oggi immortalate alla mostra del cinema al Museo Bailo di Treviso, una mostra che unisce storia e cultura. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono scattati puntualmente alle 14 a Fernetti, valico principale tra Italia e Slovenia, i controlli dei veicoli al confine disposti dal governo per contrastare le infiltrazioni terroristiche tra i migranti lungo la rotta balcanica. La sospensione del trattato di Schengen durerà 10 giorni prorogabili. Qui ci troviamo al valico di confine di Fernetti e sull'asse principale che collega Trieste a Lubiana. È un traffico non composto soltanto da locali, ma soprattutto un traffico internazionale. Qui, come negli altri valichi, sono iniziati alle 14 puntuali i controlli di confine voluti dal governo in chiave di sicurezza antiterrorismo. La sospensione del trattato di Schengen e la ripresa dei controlli alle frontiere per contrastare possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti della rotta balcanica durerà fino alle 14 del 31 ottobre, ma sarà eventualmente prorogabile per un periodo più lungo. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme ai militari dell'Esercito, qui a Fernetti hanno allestito una postazione per deviare i veicoli in transito e non creare disagi al traffico, anche se soprattutto in un primo momento si è registrato qualche rallentamento in ingresso in Italia. Come annunciato dal governo, i controlli vengono fatti a campione. Finora sono stati fermati soprattutto furgoni, van e veicoli con i vetri oscurati. Oltre a richiedere i documenti, in qualche caso i poliziotti hanno fatto aprire i bagagliai dei mezzi. Pochi i disagi segnalati dalle persone in transito. Non lo faccio spessissimo, però lo faccio perché vengo dalla Macedonia, quindi non spessissimo, però una volta ogni 2 o 3 anni lo faccio. Ho capito. E pensa che era meglio, diciamo, insomma, meno traffico, meno coda, meno tutto. No, non credo che sia un grosso problema. lei è di Trieste, passa spesso qui? Sì, abbastanza spesso, non credo ci siano problemi. Sì, sapevo, sì. Da dove arriva? Da Opicina. Non le crea problemi, insomma? No, non c'è nessun problema, no. E passate spesso per questo confine? Io sì, perché lavoro a Fernetti in dogana, quindi... Creerà qualche disagio questo nuovo controllo? Penso di sì, creerà un po' di fila anche. Per chi lavora a cavallo del confine? Sì. La cronaca ora ci porta a Mestre, paura ma anche grande prontezza per una ragazzina di appena 14 anni che è riuscita a sfuggire all'aggressione da parte di un maniaco. 14enne di Mestre aggredita da un maniaco che l'ha inseguita rincorsa e bloccata palpeggiandola nelle parti intime. Mentre finita la scuola la ragazzina stava cercando di fare ritorno a casa. Il fatto a Mestre, davanti alla fermata del bus della Piscina in via Circonvallazione, con la ragazzina molestata nei pressi del sottopasso dei Quattro Cantoni verso la Cipressina. Fortunatamente la prontezza dei riflessi della 14enne con la forza della disperazione le ha permesso di riuscire in un primo tempo a liberarsi dalla presa del maniaco e a fuggire.
con l'incubo però ripresentatosi successivamente quando dall'altra parte del sottopasso se l'è ritrovato di fronte. A quel punto gli ha piazzato una gomitata nello stomaco, lui si è accasciato fuggendo e facendo perdere le proprie tracce, con la 14enne riuscita ad allontanarsi di corsa chiedendo aiuto dei ciclisti. Dalla descrizione della ragazzina, l'aggressore avrebbe tra i 25 e i 30 anni, alto più o meno 1,70 m e sembra dall'accento dell'Est Europa. Auto sfreccia contromano sul Ponte della Libertà a Venezia, paura nella notte appena trascorsa. L'allarme è scattato poco dopo le 2:30 quando alcuni automobilisti che percorrevano il Ponte della Libertà si sono trovati di fronte l'auto in senso contrario, filmando anche l'autovettura, come vediamo nel video pubblicato dalla pagina Venezia non è Disneyland. Fortunatamente non si sono verificati incidenti. L'automobilista che procedeva contromano è stato rintracciato e fermato nella mattinata di oggi grazie alle telecamere presenti e ai video registrati dalla Smart Control Room del comune. Si tratta di un cittadino portoricano, indagini ancora in corso da parte della polizia locale per capire se si sia trattato di un errore oppure di una bravata. Nel Trevigiano, ora per parlare dell'ennesimo incidente mortale, a perdere la vita ieri sera un operaio di 59 anni che si stava recando al lavoro in sella allo scooter. Un ricordo di suo fratello. Non ha voce la sorella, ammutolita dal dolore. E questa è l'immagine della tragedia che ha colpito ieri sera la famiglia Scudeler, con la morte di Roberto, 59 anni, operaio alla vetreria di San Polo di Piave. Ennesima vittima di incidente stradale nella Marca, questa volta lungo la provinciale 34, che tra Ormelle e Roncadelle prende il nome di via San Maurizio. Ed è davanti a questa casa, il Civico 43, che si consuma il dramma che coinvolge anche la famiglia albanese che vi abita. Ma non è storia quella è di disgrazia che è storia. A parlare il papà della 33enne che ieri sera era in visita dai genitori con la sua bambina. Verso le 19:45, mentre tutta la zona era sotto una pioggia intensa, la giovane mamma è uscita in retromarcia con la sua BMW da questo cancello, proprio mentre stava arrivando dalla sua abitazione di via Roma Ponte di Piave Roberto Scudeler, in sella ad uno scooter Honda e diretto verso la vetreria per iniziare il turno delle 20. La forte pioggia avrebbe fatto da muro visivo ad entrambi, rendendo ancora più tragico l'impatto che ha fatto volare mortalmente lo Scudeler sull'asfalto, come testimoniano il casco, i guanti e il salvacollo finiti dall'altra parte della carreggiata. Inutili tentativi di soccorso all'uomo nella disperazione della 33enne, ora indagata per omicidio stradale. E questa mattina, con la sorella, in tanti hanno voluto rendere omaggio a quest'uomo nella riservatezza del proprio dolore. No. Guardi, lasci stare. Io lo conoscevo come collega di lavoro ed era una persona sociale, era una persona precisa sul suo lavoro, puntuale negli orari e ha lasciato veramente un vuoto, ha calato un gelo in questo caso che ieri sera appunto si è saputo. Ora l'attenzione della comunità di Ponte di Piave è per la moglie bielorussa e i 2 figli che dipendevano totalmente da Roberto Scudeler. Noi abbiamo dato la massima disponibilità per quello che possiamo fare, anche perché il signor Roberto si occupava anche di tutte quelle vicende, anche pratiche, nella praticità di tutti i giorni, anche legate alla scuola, e la famiglia è ben inserita nel nostro territorio. Poi ci sono i 2 figli. Siamo vicini a loro, daremo una mano nella praticità di tutti i giorni in quello che la famiglia riterrà di doverci coinvolgere. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2023, alla vigilia dei 6 anni dal referendum, l'autonomia è stato inevitabilmente il tema cardine all'apertura della scuola di formazione politica della Liga a Padova. Insomma, è l'anno buono. Beh, io spero proprio di sì. A 6 anni e a 5 governi del referendum per l'autonomia del Veneto, mai come in questo momento il progetto sembra vicino. Lo dicono in modo chiaro dal Crown Plaza di Padova il presidente Luca Zaia e il segretario veneto del partito Alberto Stefani, alla nutrita platea di futuri quadri dirigenti che per la prima volta siedono alla scuola di formazione della Lega.
Sedie tutte occupate, spiccano alcune assenze pesanti, come quella del padovanissimo assessore regionale Roberto Marcato, che significativamente domani sarà presente a Cittadella, a 6 anni dal referendum, all'iniziativa Veneto Autonomo, Realtà o Illusione, che lancia la giornata dell'autonomia con i consiglieri regionali Pan e Villanova. Ma la strada è in discesa, puntualizza Alberto Stefani, presidente della Commissione bicamerale per il federalismo. È sicuramente l'anno buono, la votazione in affari costituzionali al Senato sta andando avanti velocemente. Per la prima volta in 30 anni di autonomia si parla in sede parlamentare e si sta votando in sede parlamentare. Alla fine del voto in Commissione affari costituzionali al Senato il disegno di legge andrà in aula e poi lo stesso succederà alla Camera dei Deputati. Per chi conosce i tempi parlamentari sa che quando un progetto di legge, un disegno di legge in questo caso è incardinato, i tempi sono sicuramente rapidi e si potrà poi addivenire alle intese nel corso di qualche mese. L'autonomia sarà quella che il Veneto attende, promette. L'autonomia che il Veneto attende perché si tratta di un disegno di legge che permette il trasferimento di tutte le 23 materie e quindi questo permetterà al Veneto di poter chiedere le funzioni attinenti a quelle materie, ma soprattutto anche di poter esercitare in quelle materie la migliore gestione possibile, garantire dei risparmi in quelle materie e reinvestire quei risparmi per i cittadini veneti. I risultati magari non si vedranno nel giro di 2 anni, ma sicuramente si potranno vedere a medio e a lungo termine. La scuola si apre e dopo il saluto di Stefani interviene Luca Zaia, che parla da governatore all'Aula e ai quadri di domani, ma forse anche agli alleati avversari di Fratelli d'Italia che aspirano nel 2025 alla sua poltrona, ai quali ricorda con un messaggio forte. Sono 13 anni che governiamo questa regione, siamo in 43 leghisti in regione. Mai successo una storia non dell'Italia, del mondo, in democrazia, in dittatura succede tutto. Ma la vera cosa che un leghista deve dire quando viene fatta questa domanda, cosa ha fatto Zaia, cosa ha fatto la Lega? Ha ridato dignità al Veneto. Ma è l'autonomia il cuore del discorso, un'autonomia che da troppo tempo il Veneto attende e se adesso c'è un ottimo punto d'inizio, Frecciatina anche ai suoi, il Presidente ricorda. Di certo è che se viene fuori un pataracchio che è impresentabile, il Veneto non firma e dirà che c'è stata proposta una legge che non è una legge per l'autonomia. A 6 anni dal referendum sull'autonomia abbiamo sentito le voci dei vicentini. Speriamo che si faccia, speriamo che porti una maggior possibilità nel Veneto di avere qualche soldo in più da spendere per le cose che ci servono. Quello che hanno espresso è che la cosa funzioni, ma non credo neanche che sia così facile, che il percorso sia così semplice, perché ci sono molti interessi naturalmente. Probabilmente anche ci sono degli eventi dall'Ucraina, adesso Israele, che la cosa è abbastanza sotto traccia. Con questo tipo di governo penso che dovrebbe essere agevolato l'iter, però è un po' difficile, insomma, è un momento particolarmente fluido, sono state spese molte energie, speriamo che qualcosa servano, ecco, questa è l'impressione che ho. Speriamo che si mettano d'accordo, che trovano un punto d'intesa i vari gruppi di partito e che si arriva a questa autonomia che penso che il Veneto se lo meriti. Penso che ormai i tempi siano maturi per far sì che l'autonomia in Veneto venga riconosciuta. Lo Stato decentrerà alcune cose, ma non tutto quello che vorrebbero i veneti e che sarebbero necessarie, secondo me. Vedo troppi ostacoli, ogni volta che si tenta di fare un passetto in avanti c'è subito chi propone un fuoco di sbarramento e si torna indietro. 6 anni ha detto, mi pare che se ci fosse stata una volontà più ferma a quest'ora l'avremmo già avuta. Noi abbiamo votato per l'autonomia, quindi già qualche anno fa, quindi penso che questa sia l'opinione dei veneti. Speriamo che il governo, dopo tante parole, cominci a fare qualche fatto, perché ancora non si vede nulla all'orizzonte, almeno al mio modo di vedere.
Arrestato in Liguria, Luca Dolce, latitante dal 2021, è ritenuto il punto di riferimento degli anarchici del Triveneto. Ha avuto legami anche con il responsabile dell'attentato alla sede della Lega di Villorba. Il latitante anarchico triestino Luca Dolce, 37 anni, è stato arrestato in Liguria dal nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia. Ora si trova nel carcere di Imperia. L'uomo, ricercato dal 2021, è stato individuato al termine di una complessa indagine della direzione centrale della polizia di prevenzione. Stecco, questo è il suo soprannome, al momento della cattura aveva una carta d'identità falsa, ha diversi precedenti ed è stato in carcere a Tolmezzo, Ferrara, dove è stato detenuto assieme a Alfredo Cospito, e Modena. È ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento tra gli anarchici del Triveneto e anche un elemento di collegamento con gruppi dell'antagonismo, anche per la sua produzione di documenti sui media d'area anarchica. Originario di Trieste, dal 2009 ha trascorso molto tempo col gruppo anarco-insurrezionalista trentino nella zona di Rovereto, dove si è occupato di propaganda e logistica. Secondo gli accertamenti svolti, Dolce avrebbe avuto anche un ruolo di coordinamento a livello nazionale nella promozione di attività anticarcerarie e ha intrattenuto corrispondenza con detenuti appartenenti alle Brigate Rosse. Le indagini sono state molto complesse, fa sapere la polizia, a causa delle straordinarie accortezze del ricercato e dei suoi fiancheggiatori, apprese anche in occasione dell'aiuto fornito per la latitanza di Juan Antonio Sorroche, l'anarchico spagnolo accusato di vari attentati, tra i quali la bomba alla sede della Lega di Villorba. 36 DASPO emessi dal questore di Verona con contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo una rissa avvenuta stamani nei pressi dello stadio Bentegodi. Con un'azione premeditata, riferisce la questura, tutti incappucciati, gli ultra hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti dello stadio. Fermati e identificati dalle forze dell'ordine, sono stati sottoposti al provvedimento amministrativo. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del quadrante Europa, lontano dallo stadio. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. I multati dai Velox lungo la statale 307 del Santo superano i 600 i ricorsi presentati dai cittadini che sono tornati oggi a protestare davanti al municipio di Cadoneghe. Ribadiamo il concetto che abbiamo sempre ribadito, che noi vogliamo che siano annullate tutte le sanzioni. Ha un bel fascicolo in mano, signora. Sì. Ne abbiamo preso abbastanza e adesso continuano ad arrivare ancora. Volti nuovi, persone che al sit-in partecipano per la prima volta tra i 70 multati che si sono dati un nuovo appuntamento davanti al comune di Cadoneghe. Le multe continuano ad arrivare in questi giorni. I cittadini sono esasperati e guardano quanto accaduto in città vicine come Padova. Informazione ovviamente non ce n'è stata e neanche tempo di prova per come è stato fatto a suo tempo sulla tangenziale di Padova. È stato fatto un tempo di prova, le multe gentili e a un certo punto poi sono diventate effettive. Qui no, è stato oggi e domani tac. Le storie si incrociano, come quelle di Elisabetta, che ha preso 13 multe andando a trovare il fratello in casa di riposo, e Emanuela, che in quella RSA ci lavora. Le ho pagate, però adesso non intendo più pagare quelle che dovrebbero arrivare. Il fatto è che non solo io nella casa di riposo dove lavoro, ma ci sono altri colleghi con 30 multe, con 40 multe, che passano di qua. Chiedono risposte ai multati che intanto hanno invaso con più di 600 ricorsi gli uffici del giudice di pace e del prefetto. Forse la soluzione migliore, almeno per noi, è che venga annullato tutto e che per buona pace dell'amministrazione comunale di Cadoneghe la cosa si chiuda qui nel più breve tempo possibile. Divine, ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è il titolo della mostra che arriva da oggi al Museo Bailo di Treviso.
Sono 92 i ritratti di alcune delle più celebri dive italiane e internazionali protagoniste della storia del cinema. Immagini provenienti dall'archivio storico della Biennale di Venezia in mostra al Museo Bailo dal 21 ottobre al 7 gennaio. Questa mostra è entrata nel patrimonio dell'archivio storico della Biennale e l'archivio storico della Biennale sempre di più si apre al mondo della formazione, al territorio, agli insegnanti e a tutti coloro, oltre agli addetti ai lavori, che vogliono sapere di più. Quindi abbiamo cominciato un percorso per cui i nostri patrimoni devono arrivare alla gente. Una raccolta fotografica curata da Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che racconta il ruolo fondamentale delle donne nel cinema. Sono divine in passerella, ma sono molto umane poi nella vita, e quindi il cinema in realtà è un'arte che davvero realizza risultati importanti se sa cogliere gli aspetti più veri della vita. Che la cultura in realtà è anche sociale. La cultura fa bene alle persone, fa bene all'anima, è relazione, è cultura del bello, fa scaturire emozioni positive. Questo è prendersi cura e al tempo stesso, come in questo caso, può anche diffondere dei messaggi diretti. Le donne parlano alle donne, le divine parlano anche e soprattutto ai ragazzi. L'esposizione è stata inserita tra le iniziative Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. Parte del ricavato dei biglietti andrà infatti a sostegno della LILT di Treviso. I fondi raccolti ci aiuteranno a proseguire nel nostro aiuto al malato oncologico e nel potenziare i nostri servizi a favore del malato oncologico e di chi ne ha bisogno. Ed era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre con le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione atmosferica. Domenica 22 ottobre, breve tregua dal maltempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto migliora il tempo con spazi più asciutti e maggiormente soleggiati, salvo isolati e deboli piovaschi che saranno possibili sui settori montani. Le temperature si manterranno stazionarie, minime comprese tra 9 e 12 gradi, massime tra 19 e 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui non mancherà un'alternanza tra sole e nubi con cielo poco nuvoloso. Possibili nel pomeriggio occasionali fenomeni sui rilievi. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno schiarite alternate ad annuvolamenti, ma con bassa probabilità di piogge. Temperature minime intorno agli 8-10 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.